Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultima edizione della fascia informativa odierna di friulitv.net. Apriamo subito con l'aggiornamento per quanto riguarda per quanto riguarda l'incendio boschivo in Carnia, perché si combatte senza sosta nella zona di Pissebus in Carnia per domare il violento incendio boschivo che dalle 12 di oggi sta impegnando i vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale. L'area interessata dalle fiamme si trova tra le due gallerie, quella dell'ex provinciale Tolmezzo Amaro e quella della dismessa linea ferroviaria Carnia-Villa Santina e la polveriera militare in disuso. L'incendio al momento non ha toccato le abitazioni della borgata tolmezzina. L'arteria stradale, per facilitare l'opera dei soccorsi, è stata chiusa al traffico. In aiuto anche 2 Canadair e un elicottero della protezione civile. E domani, tra l'altro, arriverà anche quello dei vigili del fuoco per la raccolta dell'acqua dal bacino del lago di Cavazzo, e nel frattempo è stato anche predisposto lo scavo per quanto riguarda un altro bacino artificiale per la raccolta dell'acqua del vicino fiume Tagliamento, in modo tale che sia i Canadair sia con l'aiuto dei Canadair e dell'elicottero si possa bombardare direttamente le fiamme. Chiaramente il vento in questi casi non aiuta. E adesso ci trasferiamo a Roma per il punto settimanale per quanto riguarda il Covid in Italia. Questa settimana migliora leggermente la situazione epidemiologica in Italia. L'RT scende di poco al di sotto dell'unità, stiamo intorno a 0,98, ed anche l'incidenza vede una lieve diminuzione, stiamo a 233 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, però è sempre elevata perché è vicina alla soglia dei 250 per 100.000. È elevato purtroppo il carico sulle strutture sanitarie, il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, ed anche in area medica stiamo a un tasso di occupazione del 44%, quindi superiore alla soglia critica del 40%. Data la frequenza di riscontro di varianti come la variante inglese, che ormai è predominante nel nostro paese, anche quella brasiliana che sta intorno al 4%, ma è particolarmente diffusa in alcune aree dell'Italia centrale, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, rispettare quelle che sono le regole stabilite dalle autorità sanitarie, ed è particolarmente importante in questo momento accelerare la campagna vaccinale. E adesso ci trasferiamo in provincia di Pordenone per un altro intervento. Questa è una telefoto riguardante un sinistro della strada accaduto questa mattina in zona centro Pordenone, ma i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare anche nel pomeriggio per un incidente che è accaduto intorno alle 18:10 ad Azzano Decimo, uno scontro frontale tra un'auto e una moto. All'altezza di via Troiat. Il motociclista è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale medico giunto in ambulanza dall'ospedale di Pordenone, e successivamente, dopo la fase di stabilizzazione, è stato condotto al nosocomio del Friuli occidentale, dove si trova tuttora ricoverato, secondo le notizie fuori pericolo di vita. Sul posto hanno operato, come detto, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone per la rimozione dei mezzi, la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale. Rilievi di legge da parte della Pol Strada. E adesso ci trasferiamo a San Giovanni di Duino, in provincia di Trieste, per dire che nel pomeriggio di domenica gli agenti delle volanti della questura di Trieste hanno arrestato un cittadino albanese di
32 anni perché, pur essendo stato espulso per 10 anni, era rientrato in Italia senza la necessaria autorizzazione ministeriale. Il suo comportamento era tra l'altro recidivo, avendo già violato più volte le prescrizioni imposte. Il personale della volante del locale commissariato, impegnato nel normale controllo del territorio, ha fermato un pullman di linea diretto da Milano in Albania all'altezza di San Giovanni di Duino. A bordo è stato rintracciato anche un connazionale dell'espulso, poco più anziano, diciamo così, anche egli rientrato in Italia dopo la sua espulsione prima dei 5 anni imposti, senza aver chiesto la necessaria autorizzazione. Per lui è scattata la denuncia. Grazie a un'attenta e precisa attività di controllo, anche attraverso la banca dati effettuata dagli agenti, assieme ai riscontri, foto, dattiloscopici a cui sono stati sottoposti, 2 stranieri sono stati denunciati alla locale procura della Repubblica. Restiamo in tema polizia, ma per quanto riguarda invece la Polfer, per dire che oltre 700 persone controllate e relativi bagagli al seguito ispezionati in 18 scali ferroviari da oltre 80 operatori della Polfer del Friuli Venezia Giulia, con l'ausilio a Trieste dell'unità cinofile messa a disposizione della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano. 4 le contravvenzioni elevate per diverse tipologie di violazione al regolamento di polizia ferroviaria. I risultati della terza edizione dell'operazione Stazioni Sicure del 2021, disposta dal servizio di polizia ferroviaria al fine di potenziare l'attività di prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Vi diamo appuntamento come sempre domani mattina per la prima edizione, chiaramente aggiornamenti, notizie eccetera, attraverso il nostro sito oppure attraverso le nostre pagine social. Grazie come sempre per l'ascolto e per la visione, buonanotte a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.